Ciao ragazzi! No, non siamo in paradiso, anche se a dire la verità ci assomiglia molto. In realtà siamo a Bovolone, all'interno della pasticceria Perbellini, e queste sono le splendide uova di cioccolato che vedremo nascere dalle mani di Flavio, al quale cercheremo di rubare qualche piccolo segreto. Se che riusciamo. Perché... Fare le uova non è affatto semplice, perché ogni tipo di cioccolato ha il proprio punto di fusione e le condizioni ambientali cambiano, la temperatura, l'umidità, sono tutti fattori dei quali il pasticcere deve tenere assolutamente conto. E poi non si tratta soltanto di mettere uno strato di cioccolato all'interno dello stampo, ce ne vanno due, intervallati da un quarto d'ora di tempo l'uno dall'altro, per permettere così la formazione di una certa consistenza in grado di rendere resistente l'uovo di cioccolato, e se no la sorpresa dove va a finire? Che tipo di cioccolato stai usando, Fabio? Sto usando un cioccolato al 60% di burro di cacao con un punto di fusione a 49 gradi. È uguale sempre a questo punto? La temperatura varia a seconda dei tipi di cioccolato, se al 70% ce n'è un'altra temperatura, mentre per esempio questa qui poi viene temperata a circa 31 gradi, però dipende sempre dal discorso umidità ambientale, temperatura ambiente, ci sono tanti fattori che influenzano questa temperatura. Non è così semplice come dicono in televisione, dove sciolgono il cioccolato e fanno l'uovo. Una cosa un po' più delicatina, ecco, perché se tutto il procedimento è perfetto e non ci sono le macchie, non ci sono macchie bianche, la cioccolata diventa croccante, eccetera eccetera, e mantiene il suo profumo. Se invece si sbagliano queste temperature si rovina tutto quanto il procedimento. I gesti però sono quelli. Sì, i gesti ormai sono dati dalla pratica, dal tempo, anche perché sono 22 anni che facciamo il cioccolato. E poi spazza la fantasia. E dopo corre la fantasia. Flavio, ma c'è ancora il gusto della sorpresa? Sì, specialmente per certi innamorati particolari che intendono mettere dentro l'anellino, gli orecchini, non so, qualcosa di prezioso, e noi abbiamo il sistema e garantiamo la sicurezza che arrivi l'uovo al diretto destinatario. Notate qualche affinità per caso, nella forma soprattutto? Beh, sappiate che adesso Flavio mi ha detto che prepara l'uovo più buono che abbia mai fatto in vita sua. Eccolo lì, avete visto? Questo è l'uovo più buono che Flavio avrà mai fatto in vita sua. Però manca la certificazione di identità. Eccola. Ah, fammi? Sì. Fa l'autografo.
Pronti, andiamo. Dai! Beh, insomma, non è venuto un granché l'autografo, vero? Però quel che conta è il pensiero. Questo è l'uovo mio e ti porto io. E se venite qui a comprarlo, fatemelo sapere. Ci facciamo la foto tutti insieme. Va bene? Perfetto, sì dai. Ciao ragazzi, grazie a Flavio e soprattutto buona Pasqua.